Io sono Giampaolo Fallani, sono il titolare di Fallani Venezia, che è un laboratorio di serigrafia artistica. Il laboratorio è stato aperto da mio padre nel 1968. Io da circa 10 anni mi occupo sostanzialmente di questa attività. La serigrafia è una tecnica di stampa molto diffusa, anche se forse poco conosciuta, che permette di stampare su qualsiasi supporto, su qualsiasi materiale. In questo laboratorio facciamo esclusivamente serigrafia artistica, per cui lavoriamo con gli artisti per tradurre in questa tecnica grafica le loro opere. Il papà era di origine fiorentina, è venuto qua a Venezia poco più che ventenne, chiamato dai padri armeni per lavorare nella tipografia che c'era all'isola appunto degli armeni. Nel 68 ad una fiera ha scoperto questa serigrafia e se ne è subito innamorato perché ne ha visto le potenzialità per la sua attività e per il campo artistico. E mi piace molto questo ritmo che c'è in città, che non è frenetico, le cose si fanno comunque con velocità ma senza frenesia, e ci si sposta a piedi, si incontrano persone per strada e c'è un rapporto anche umano che altrove è difficile trovare, per cui ho deciso di rimanere qui e di stare a Venezia. Io praticamente sono cresciuto nel laboratorio, cominciavo non a lavorare, ma insomma ad affascinarmi a questo mondo. Da fine 2012 ho ripreso in mano il laboratorio, era ancora in vita il papà, per cui abbiamo fatto qualche anno insieme e dopo ho proseguito nell'attività fino al 2019, quando abbiamo lasciato il laboratorio vecchio e con l'occasione mi sono, diciamo, staccato dall'azienda madre e ho aperto per conto mio questo laboratorio che adesso è autonomo, che è Fallani Venezia.